Io vorrei darlo con voi un titolo questa sera e lo prendo a prestito da un bellissimo testo di Susanna Tamaro. Va dove ti porta il cuore. Ecco, facciamo così questa sera. Lasciamo che il cuore magari batta anche un ritmo forte e ci porti dove lui vuole. Buona serata a tutti. E cominciò tutto nel 1939, 80 anni or sono, il eccellentissimo vescovo di Chioggia, Monsignor Giacinto Giovanni Amorosi, appartenente all'ordine dei frati minori cappuccini, affidava la curazia autonoma di San Francesco d'Assisi, che votava 7.690 fedeli. La curazia si trovava dove, almeno c'è scritto sulle fonti, dove c'è oggi la casa della dottrina cristiana, perché non era ancora una parrocchia, ma divenne parrocchia in seguito, e praticamente la Santa Sede accettò questo decreto il 29 marzo 1939. La curazia, affidata ai frati minori, in origine ubicata proprio dove sorge la casa della dottrina cristiana, comprendeva l'uso della chiesa, della casa di abitazione e del terreno annesso, di proprietà del comune di Taglio di Monte. In seguito, nel 1946, si favorì che i frati potessero aprire un convento regolare. I religiosi si impegnarono con le offerte date allo scopo di costituire il fondo necessario perché venisse eretta al più presto la parrocchia, tanto raccomandata dall'ordinario diocesano e con l'assenso del ministro provinciale, per essere una sistemazione definitiva, in forma canonica, annettendola alla comunità religiosa. Questi sono i primi documenti, non è la costituzione della parrocchia, ma bensì la costituzione Taglio di Monte del 1939 del terzo ordine francescano, il documento che trovate qui a sinistra. Di là c'è un diploma degli anni 60 che comunque conferma che negli anni 30 fu costituito il terzo ordine a Taglio di Monte. Silvia, vai pure avanti tu. Questo fu il primo parroco di Taglio di Monte, padre Augusto Tasso, che fu anche il sacerdote che fu più a lungo parroco addirittura in 2 volte successive. Qui lo vediamo insieme ad altri frati, queste sono tutte foto che troverete poi sul netto. Questi sono padre Augusto Tasso al centro, seduto insieme al padre Salvatore Endrizzi, padre Albano Ferro, padre Silvano Bernardi e fra Faustino Nicolis e il signor Luigi Duomo, il campanaro. Più avanti troviamo padre Augusto Tasso insieme ad alcuni dirigenti e ad alcuni bambini. Padre Augusto Tasso fu un parroco che fece subito crescere e creò la parrocchia che fu costituita il 4 ottobre, il giorno di San Francesco del 1943. Proprio nel 1943, quando il parroco allora sente che i tedeschi volevano allagare l'isola di Ariano facendo saltare gli altri, fece voto alla Madonna che se questo non fosse accaduto avrebbero costruito la cappella della Madonna del Vaiolo. Ma nonostante questo non successe, cioè l'isola non fu allagata, comunque la cappella fu costruita lo stesso. Vediamo Silvia, ecco delle foto di vita della parrocchia di quel tempo. Padre Augusto Tasso sempre al centro, poi nella foto successiva le bambine della prima comunione davanti alla chiesa. Io non so, qui non c'è l'anno, queste sono foto tratte da archivi di famiglie italianesi, da archivi del giornale, da archivio della parrocchia, per cui non so se qualcuno riesce a conoscersi, però insomma, sapendo l'anno magari. Nella foto successiva vedremo i bambini invece della prima comunione, vedete anche le suore, padre Augusto Tasso al centro. Abbiamo poi ecco, una foto della Madonna del Vaiolo che fu inserita nella
Lui fu padre del Taglio di Bovo dal 39 al 48, dal 51 al 61. Il suo funerale ci ricorda come più abbiamo delle foto successive anche di questo funerale, come uno dei più partecipanti al Taglio di Bovo, proprio in riconoscenza del bene che aveva fatto. E c'è una foto anche del cimitero, comunque era un santo. Ecco, fermati un attimo qui, Silvia. A questo motivo di tutte le opere che lui fece, sapete che la quarta campana delle campane del nostro campanile è proprio su questa campana sono incise le parole a ricordo di Padre Augusto Tasso, primo parroco d'Italia. Successivamente a lui, nel periodo del 48 al 51, mentre non fu parroco, fu padre eletto generale, che è quello che vedete alla vostra destra. Anche qui abbiamo una foto del 49 con le prime monete. E successivamente il 29 novembre del 53 iniziò la costruzione del nuovo convento dei frati minori. Questa è la taglia che ancora si trova sul convento, che fu benedetto dal ministro generale Cosmino Seministri nella foto successiva. Penso che quel pavimento lì non ci sia ancora, il pavimento lì del convento c'è sempre quello. Il parroco successivo fu padre Ottaviano Guizzi, del 1964 al 72. Siccome c'è qualche li ha conosciuti, no? Io sono nato nel 1969, mi ricordo non esattamente, però ho conosciuto di questi frati. Ecco, su questo libretto trovate anche tutti gli altri nomi degli altri frati che sono stati presenti al Taglio. Qui è un documento interessantissimo. E lui, come abbiamo detto prima, contribuì alla conclusione dei lavori di ristrutturazione della chiesa. Vediamo una foto della processione della Madonna del Vaiolo, ma soprattutto lui contribuì alla conclusione del nostro campanile, la cui costruzione cominciò nel 1956, fu interrotta per un bel po', ripresa nel febbraio del 1969 e nello stesso anno, il 9 novembre, fu concluso il campanile di Taglio di Bovo. Per cui praticamente anche il campanile è come 50 anni. Ecco, uno adesso dei frati, dei parroci più importanti anche della storia del Taglio di Bovo. Io dico più importanti perché è quelli che mi ricordo, padre Donato Santa Caterina, e dopo qui anche successivamente da parroco. A lui fu dovuta le foto che vedete, questo è il tetto della casa della dottrina cristiana, infatti in fondo si vede ancora il municipio vecchio, e c'è un'altra foto successiva, Silvia, la costruzione sopra le vecchie archi della casa della dottrina cristiana, che fu inaugurata, e vediamo la foto successiva, con la presenza di un altro vescovo indimenticato sempre in Corrado, il 5 giugno del 1977 fu inaugurata la casa della dottrina cristiana. Vediamo il vescovo Padre Donato, c'è anche il parroco di Mazzocco, Don Mario Cisotto. Non se qualcuno si ricorda, era l'8° centenario della nascita di San Francesco d'Assisi, che il maestro d'arte Giovanni Gennari del Mestrone, Taglio di Bovo, costruì il portone che oggi abbiamo sulla porta della chiesa. Grazie a tanti aiuti delle famiglie, sponsorizzazioni e all'aiuto delle associazioni, fu costruito questo nuovo portone che ancora, diciamo, bellisce la nostra chiesa. Nell'anno successivo, nel 1983, il frontespizio in alto fu arricchito da un mosaico della scuola musica di Spielberg, su disegno del professor Bondo, e rappresenta Francesco che protegge Taglio di Bovo dalle acque. Ma vediamo adesso i parroci. Padre Attilio De Zaiano, anche lui dei parroci più importanti di Taglio di Bovo, proprio quelli che hanno permesso tutta la mia giovinezza, una persona che si è data molto da fare per Taglio di Bovo, anche portando idee nuove rispetto alla gestione dell'oratorio, chiamato anche il patronato degli eventi da fare. Fu lui che ideò l'estate ragazzi, l'inverno ragazzi, che riuscì a promuovere tante iniziative per far partecipare tutta la comunità alla vita della parrocchia. Con lui ebbe vita anche il gruppo scout, del quale io ho fatto parte per tanti anni. Abbiamo anche, saluto anche il vice sindaco di Taglio di Bovo, Alberto Ferravano, che con me penso ricordi quel periodo con tanto piacere, e contribuì
cui sempre all'istituzione della festa dell'emigrante, al gruppo della terza età, sono un sacco di iniziative, poi andare avanti sì, gli incontri che faceva, poi pure avanti, questo è un campo scout, poi abbiamo, questa è la festa del 1° maggio, la festa campestre del 1° maggio, qui con le donne diciamo che puliscono il pesce per la festa dell'emigrante, quindi quel turibolo andava a benedire il pesce. E questa è una foto dell'inverno ragazzi e promuove anche il Padre a quell'epoca il discorso dell'anniversario di matrimonio, vedete là al centro. Sempre durante il suo periodo in cui fu parroco fu festeggiato il centenario della Madonna del Vaiolo, che fu un avvenimento molto importante, quella chiesa dedita a festa e con parecchi eventi, compreso un concerto dei solisti dell'ensemble Alti della Scala, ecco Padre Attilio al centro che si congratula con i musicisti. Quell'evento che coprì 2 anni nella storia del nostro paese fu ricordato e ancora oggi si ricorda per le comunicazioni, per la presenza di autorità, per la massiccia presenza di popolazione alle 2 processioni, quella del 1987 e quella del 1988. Ecco, abbiamo delle foto varie della processione con i vaggetti. Questa fu quella del 1987, dopo c'è quella del 1988, sempre col vescovo sempre incorrato. E a quell'epoca si era sul ponte. Immagini sempre di quella processione molto partecipata. Ci furono anche altri eventi, il concerto di coro voce del tempo al palazzetto dello sport e siamo andati a uno spettacolo del gruppo musicale Stand Together di Montorio Veronese. Ecco. Questa infine è la pergamena che ricorda, segnata dal parroco Tio Zaiacomo e del sindaco di quel tempo, il professor Pozzetto, la conclusione a ricordo del centenario della Madonna del Vaiolo. Anche però negli anni 80 la nostra chiesa ha bisogno di qualche lavoro non di ristrutturazione come è venuto in seguito, ma insomma rinfrescata con la dipintura generale. Vediamo qui il Vitico Gilberti che porta un gesto di colore dopo aver contribuito a risanare la nostra chiesa. Negli anni 90 si successe per 2 periodi abbastanza veloci Padre Giuseppe Milano, che fu parroco dal 93 al 94, e Padre Angelo Vicentini dal 94 al 95 per qualche mese. Diciamo che Padre Giuseppe è avuto il impulso delle missioni francescane, che era un gruppo che ancora tuttora che si dà da fare per le missioni missali. A loro nel 1995 e fino al 2001 successe Padre Matteo Salvadori. Padre Matteo è stato sempre ricordato per la sua simpatia, affabilità, però lui comunque scrisse anche 3 libretti che documentavano la storia del nostro paese. Scrisse Il paese dei Taglioli di San Francesco d'Assisi, La Madonna del Vaiolo, il secolo del cuore dei Tagliolesi e Sant'Antonio di Padova e il paese dei Taglioli di Poi. E vediamo anche lui in una foto appunto a quell'epoca con il sindaco professor Melone alla conclusione della processione della Madonna del Vaiolo. Bene, al periodo del 1999 ad oggi. Il parroco del 2007 fu padre Damiano Mascherotto, che probabilmente domani sarà presente, mi pare che forse dovrebbe esserci. Lui ha incentivato la catechesi ai ragazzi promuovendo il coinvolgimento dei genitori del nutrito gruppo di catechisti e ha ricordato soprattutto per la costruzione del nuovo oratorio parrocchiale, il quale vediamo qui i momenti dell'inaugurazione, alla presenza del vescovo Don Angelo Damiano, anche il vescovo provinciale, penso dei frati, già il presidente dell'amministrazione della Cassa di risparmio, Antonio Chinotti, e una foto anche successiva. Patronato l'oratorio che ancora oggi sostituisce la nostra parrocchia. Aspetta un secondo Silvio prima di girare le pagine. Abbiamo voluto in questo libretto anche il libro del comitato che ha pensato anche ricordare un frate che non è mai stato parroco a Taglio del Nuovo, forse 2 frate che a parte che era originario di qui è sempre stato per 30 anni a Taglio del Nuovo, si taglio diversi. Ecco, poi vedo la fotografia dall'altra parte, vai pure. Ecco, fatto esattamente.
padre Gian Pietro Baratella si chiamava Luciano, il vero nome Luciano Baratella. Lui fu ricordato proprio per insomma, la sua vicinanza, soprattutto alle persone bisognose di un conforto perché nella malattia nelle loro case. Dopo padre Damiano fu parroco dal 2007-2013, padre Adriano Franchi, vediamo l'anno sulla destra, questo è il giorno del suo ingresso in parrocchia. Anche lui ebbe modo di festeggiare il 125esimo della Madonna del Vaiolo, anche qui 2012-2013 molti degli avvenimenti solenni, e qui vediamo la processione sempre molto partecipata. Dopo padre Adriano, padre Luigi Bettini è stato parroco dal 2013 al 2016, anche lui ha dato impulso alla Caritas parrocchiale, partendo dalla realtà e del bisogno della comunità e avviando il centro d'ascolto. E soprattutto ha cominciato nel giugno del 2016, questo sono i bambini della comunione, della prima comunione, questo è il nuovo consiglio pastorale. Padre Luigi cominciò a posare una foto del gruppo scout dei nobili in partenza delle vacanze di Braga. Con padre Luigi iniziò i lavori di ristrutturazione della nostra chiesa, cominciati nel 2016 e finiti il 18 giugno del 2017, quando però parroco era già padre Maurizio. E la foto sul libretto un po' più bianco, che invece mi fatto una lampada, invece in realtà è naturale, questo libretto è un po' meglio. Padre Maurizio lo vediamo nel giorno del suo ingresso, che fece in Sala Europa, perché questo è il palco della Sala Europa. Accanto a lui vediamo padre Lorenzo, che deve essere in fondo che è ancora qui in parrocchia, padre Giuseppe Amarte, che invece non c'è più, c'è anche il vescovo Adriano Tessalolo qui sulla sinistra. E abbiamo alcune foto dell'attività che non sanno padre Maurizio. Questo è il ricordo dei 30 anni del gruppo della terza età, una foto della festa del ringraziamento e una foto di un anniversario. E abbiamo la foto della nostra chiesa, il crocifisso di San Damiano, che vedete qui sopra di noi. Sappiate che voi vedete la parte che comunque è fissato bene, dovete vedere e non pregate. Riaperto il punto il 18 giugno del 2017. Io vi faccio dono di una breve composizione, che se ne è una piccola parafrasi, una bozza di parafrasi del Laudato Si di Francesco d'Assisi, che vi offriamo sulla bollettino parrocchiale, di cui potete ritirare copia in fondo, ed è questa. Laudato sia il Signore per questo tempo trascorso insieme, fatto di abbracci sinceri scambiati, di parole diamantine, di sacrifici di relazione vere, di sguardi incrociati per sorridere alla vita che ci sorride, di bel canto che sempre rallegra il cuore, di albe e tramonti di indicibile bellezza. Laudato sia il Signore, per il pane di vita